Lunedì 26 ottobre 2020 è andato in scena all'ippodromo Pinna di Sassari il quarto convegno della riunione autunnale, di fatto il penultimo dell'anno della stagione turritana. La prima vittoria del pomeriggio è firmata da Blue Airfield, che si impone nella condizionata per puro sangue inglese di 3 anni, sui 1500 metri. Con in sella Federico Bossa, il portacolori della scuderia Ledda, ha guidato il gruppo sin dal via, andando bello spedito nelle prime fasi, seguito da partita dell'Algher e Elise, con gli altri in difficoltà a seguire il ritmo. Dopo aver respirato nella piegata conclusiva, Blue Airfield riparte ai 250 finali, isolandosi da partita dell'Algher che coglieva la seconda moneta su Elise e Benvenuta. Per Blue Airfield, da Blue Air Force e Scialla arriva la quinta vittoria in carriera e la terza stagionale, per la soddisfazione del team Impala de Dola e del signor Gaetano Ledda, sentito nel post gara anche su Bellimbusto, preceduto dalle parole di Federico Bossa. Grazie a te. Federico Bossa, specialista nella pista di Sassari, sapete in costo il costo, questo è un altro bello con Airfield. Sì, no, è stato tutto facile. In pronti via sono partito 2 avanti, potevo anche adeguarmi, però sono partito troppo meglio, mi hanno rispettato davanti, sono andato davanti e ho fatto bene o male i fatti miei fino all'ultima curva, Carlo addirittura ha reagito alla grande. Sì, quello che è impressionante è proprio l'ingresso in retta quando lì ha fatto il vuoto. Sì, proprio quando l'ho richiesto un po', mi ha chiesto qualcosa in più, li ha lasciati lì proprio. Sì, complimenti Federico. Grazie. Gaetano Ledda ai colori di Blue Airfield, seconda vittoria di fila, 1005, ha vinto bene. Ha fatto una buona corsa, avete visto tutti, è andato in testa, non si è fatto mai prendere, anzi ha reagito anche a qualche attacco, comunque ha fatto una grande corsa, bene. Periodo buono per la scuderia. Nell'ultimo mese poco più abbiamo fatto 5 primi e un secondo in lista, più così, sai che continui, speriamo. Sì, infatti, complimenti anche per il secondo posto di Bellimbusto in listed, la sua prima listed è arrivato secondo, le linee ieri si sono più o meno confermate, quindi lascia ben sperare anche per il futuro. Sì, abbiamo un'offerta, anzi 2 offerte, te lo devo dire in anteprima, di acquisto, diciamo, e ci stiamo valutando, perché lo sto valutando, perché un'offerta estera e una italiana, una scuderia importante. La cifra è alta e ci sto ragionando questi giorni e sono un po' in difficoltà, credimi, però penso che sia rinunciabile, vediamo un po'. Sì, ovviamente poi quelli sono altri discorsi, cioè, poi quello lo valuta il proprietario. Certo sarebbe un peccato per la Sardegna, perché comunque un po' ci aveva portato anche lui in alto, come Giulio Sardi, insomma sono scuderie tutte importanti, ad alti livelli non è sempre che ne troviamo. Al di là di questo, complimenti Gaetano e in bocca al lupo per la carriera, per il futuro di quale esso sia di Bellimbusto, e complimenti per la vittoria di Blue Airfield. Grazie Bruno, grazie. Ciao. Nella reclamare per puro sangue inglese di 3 anni e oltre, Mastra de Scola ritrova la via del successo dopo un anno e come allora sempre montata da Gavin Osanna. L'allieva di Antonio Cotu si è adeguata al ritmo imposto da Sud Sound System, che di buona lena si portava subito in testa, pungolato dal grigio Furud. Gruppo allungato fino al completamento della piegata finale, dove il battistrada va in debito di ossigeno e veniva sorvolato dalla progressione esterna di Mastra de Scola, che con fare deciso prendeva vantaggio rassicurante sulla rimontante Cataleia, finita al secondo posto davanti a Furud e Red Cross. Per la figlia di Sir Prancelot, ai colori del signor Michele Ciotta, arriva la quarta vittoria in carriera. A fine gara le impressioni di Gavin Osanna. Gavin Osanna riporta al successo Mastra de Scola, una cavalla sempre stata positiva ultimamente, però era un po' fuori quadro. Sì dai, ultimamente aveva fatto anche corse con altri cavalli, diciamo, un po' di qualità. Oggi mi è venuto anche bene, ha trovato la pista che piace a lei e poi c'è stata una natura fortissima e a lei gli viene solo che bene quando è così. Ho aspettato addirittura, ho tirato fuori, ho fatto il cambio di marcia e è andato bene. Sì, bellissimo, soprattutto i 200 finali, ti sei disteso. Bene, sì, per venire a vincere. Complimenti Gavin. La
corsa clou del convegno era l'handicap d'autunno riservata ai fondo arabo di 3 anni sui 2000 metri, vinto da un sempre più convincente Baobab. Lo schema tattico ha visto il bottom weight Bailami scattare al comando ed imporre un'andatura tutto sommato di comodo per la categoria, seguita da Boborino che cappeggiava il drappello, con il top weight Baobab che si manteneva coperto. La corsa si anima nella curva finale, con Boborino che va in pressione sulla battistrada, passando in leggero vantaggio. In retta finale si accende la bagarre, dalla quale Baobab con in sella Antonello Fadda è uscito prepotentemente dal gruppo per vie interne, passando netto nell'ultimo tratto, lasciando a 2 lunghezze Benito, mentre una coraggiosa Bailami agguantava il terzo posto di un nulla su Valente Bonorvesu. Baobab da Frac di Montalba e Fiarola concretizza la sua ascesa con una trick che dà l'idea di soggetto solido e interessante. A fine gara le parole di Antonello Fadda e quelle soddisfatte del signor Piero Cossu, proprietario e allevatore di Baobab. All'ingresso addirittura. Lello Fadda concretizza la trick con Baobab, un cavallo in continua ascesa. Ma sta migliorando tantissimo, ne ha sempre in mano, c'ha sempre qualcosa. Diciamo che ultimamente sta vincendo, rendendo il 50-60%, non di più. Su questo tipo di terreno può rendere molto di più. Senti, oggi anche il top weight è andato facile nel finale. Ma ho perso la frusta quasi all'ingresso, addirittura mi sono preoccupato perché lui vuole sollecitato, però ha accelerato da solo, oggi è andato bene. Sì, complimenti Lello. Grazie. Piero Cossu, proprietario e allevatore di Baobab, in continua ascesa, oggi nonostante il top weight ha vinto ugualmente. 2000 metri, poi non li aveva mai fatti così. 2000 metri, mi sa che gli piace davvero il pesante, bro. Allora bisogna ammettere. Oggi è stata la conferma che sta andando bene. Un cavallo in crescita, sinceramente, 61 è dura. Stava bene Valente, ho detto tra di voi c'è Benito, e mi sa che non ho sbagliato come l'arrivo. Lui, Sì, con Boborino sono tutti lì, non fazzoletto. Sono quelli, i cavalli erano loro, però è andata, bro. Ha perso anche la frusta Lello, quindi. E vuol dire che va a vincere uguale Bruno, anche senza la frusta. Senti, questo si assomiglia tanto come tipologia di crescita a Tidok, che è il fratello, anche se è diverso padre. Un po' anche lui a fine stagione aveva corso bene. Due cavalli diversi, Bruno, un cavallo l'altro un po' particolare, mi sa un po' meglio questo adesso in questo momento, bro. Un cavallo più lineare, però. Sì, dico, anche lui era uscito a fine stagione. Sì, aveva vinto una corsa a Villa Da Cidro, una buona, bella cosa. una bella cosa, un Maio San, non ricordo. Bene, Bruno, dai. L'allevamento. L'allevamento, anche i cavalli in ordine, grazie a Dio. Sì, poi il cavallo avevamo visto quest'inverno, eravamo già fiduciosi di quest'inverno. Però ci ha un po' deluso nelle prime corse. Dai, però non è mai troppo tardi per vincere. Oggi vince un 9-9, non è da tutti, quindi complimenti Piero. Tante grazie. La Maiden sul doppio chilometro riservata ai fondi inglese di 3 anni è stata l'occasione giusta per Ben Cammina per centrare la prima vittoria in carriera. Interpretata perfettamente da Federico Bossa, l'allieva di Roberto Masala ha dominato gli avversari dal primo all'ultimo metro, ricordando per periodo e tattica di corsa le gesta del fratello Assonero. Così come lui anche lei si è resa intangibile, addirittura finale ulteriormente allungato in modo easy, lasciando a maggior intervallo Botswana, finita per la miglior piazza, su un buon Baby Exotic e Brigada dei Sedini. Dunque al settimo tentativo la figlia di Galidon, Noah, centra la prima vittoria. Per la soddisfazione del suo appassionato entourage, a fine gara le voci di Federico Bossa e quelle del signor Giovanni Arru, ai colori di Ben Cammina. Federico, facciamo una bella corsa perché sta piovendo. Sì. Doppio di giornata, Ben Cammina, avevi montato l'altro giorno, oggi bene su 2000. Ricordiamo lei la sorella di Assonero che conosci bene. Sì, oggi mi ha cominciato a far vedere che comincia magari col tempo, non dico a prendere il proprio come il fratello, speriamo che vada come lui, però oggi un pochettino cominciava a somigliarci, dai. Sì, dimmi della corsa. Niente, sono andato avanti di comodo, me la sono aggiustata, ho fatto una passeggiata proprio. Sì, bene. Non gli ho dato neanche una frustata. Ok, complimenti. Grazie. Giovanni Arru, proprietario ai colori di Ben Cammina, un po' come il fratello, diciamo, un po'. Ricordiamo Assonero il fratello. Sicuramente magari questa linea
viene fuori un po' più avanti rispetto agli altri. Ecco. Anche a Sonero la prima corsa l'ha vinta l'anno scorso a ottobre proprio qua a Sasse. In maiden tra l'altro. In maiden, come lei, quindi probabilmente sono cavalli da aspettare, ecco, da rispettare, poi piano piano vengono fuori e ti danno qualche soddisfazione. Lei è anche figlia di Gallidon da Galileo, quindi... No, ha una bella linea, infatti noi questa con Roberto l'abbiamo presa proprio un domani per tenercela come fattrice, vista la linea. Senti, ora le aspettative un po' sono cresciute. Adesso andiamo a Villacidro e vediamo cosa ne viene fuori. Oggi è una bella vittoria, in cost to Sì, cost, sì, ha un vinto po' come a un Sonero. po' alla Sonero. Sì, non resta che farvi i complimenti per la vittoria. Grazie. E ovviamente in bocca al lupo per il futuro. Anche nell'handicap per puro sangue arabo di 4 anni e oltre si registra un ritorno al successo ed è quello di Zaffiro De Lottas. Il cavallo del team Meatini si è esibito in un cost to cost disegnato perfettamente dal jockey Pasquale Salis. Lasciato libero di fare, ha gestito a proprio piacimento i numerosi parziali imposti dal doppio chilometro, con Zambra, Agamemnon e Aldebaran primi degli inseguitori. Poco prima dei 250 finali, il cavallo preparato da Salvatore Muroni Senior riparte spedito nella sua galoppata, con Salis che si limita ad amministrare il vantaggio sugli avversari. La solita e generosa Zambra emergeva per il secondo posto, davanti a Valoroso de Zamaglia e Valentino Balgonare. Zaffiro De Lottas, Dagonare e la Birba regala una bella soddisfazione al trainer Muroni, che ritorna al successo assieme all'allevamento Salaris di Sedilo. A fine gara le impressioni di Pasquale Salis e del signor Stefano Meatini, proprietario toscano di Zaffiro De Lottas. Pasquale Salis porta in trionfo Zaffiro De Lottas per un ritorno al successo, una vittoria tutto sommato facile all'apparenza. Sì dai, facile, ma me l'aspettavo, il terreno lo fa bene, a distanza pure, e quindi nessuno mi ha disturbato in avanti ed è venuto bene. Sì, ha impressionato anche lui quando ha allungato addirittura, perché dopo aversela fatto in testa ne abbiamo ancora. Sì, no, ripeto, molto facile. Sì, bravo Pasquale. Grazie. Stefano Meatini ai colori di Zaffiro De Lottas che ritrova il successo dopo Villacidro, se non sbaglio. Sì, dopo Villacidro una corsa sui 1450 in sabbia. Bene, oggi ha trovato un terreno idoneo perché è un cavallo che fa molto bene il pesante o comunque il morbido e si è trovato molto bene. Pasquale Salis ha interpretato benissimo perché gli ordinano di lasciarlo scorrere, è un cavallo che vuole stare davanti. E ottimo risultato, un grazie anche a Salvatore Muroni che è il nostro allenatore di zona della Sardegna, dove ci appoggiamo sempre per la sua professionalità, e quindi siamo contenti, abbiamo creato un team che funziona. Sì, ricordiamo che appunto Zaffiro De Lottas per il momento è qua in Sardegna, Sì. ha vinto anche bene, una bella Ha vinto cosa. ha vinto molto bene, con facilità, ha fatto il suo passo, la sua andatura, e dico che sentendo anche il Fantino, non ha mai avuto nessun tipo di preoccupazione, lo sentiva sempre attivo. Sì, diciamo che è rientrato con la giubba pulita, quindi. Infatti, no, il problema gli era stato proprio detto questo: mi raccomando, torna con la giubba pulita, e lui mi ha detto subito, hai visto, la giubba è pulita. Sì, complimenti Stefano Grazie, per questa grazie vittoria, per la vostra passione comunque in mare, perché ci siete sempre, Sì, ovunque. per noi è un sacrificio tutte le volte attraversare il mare, però la passione è questa. Sì, infatti è giusto che sia premiato ogni tanto anche con la vittoria, complimenti. Bene, grazie tanto. In chiusura di giornata timbrano il successo sotto la pioggia Bidunele di Barbagia e Gavino Sanna nell'handicap per puro sangue arabo di 3 anni impegnati sui 2000 metri. Bataclan assumeva l'iniziativa imponendo un ritmo blando alla corsa e tutti si adeguavano al volere del battistrada, complice anche un terreno allentato dalla pioggia caduta durante il convegno.
La corsa improvvisamente diventa vera nella piegata conclusiva, dove sono tutti richiesti, con il battistrada che figurava ancora in vantaggio all'ingresso in retta d'arrivo. Ma dal centro dello schieramento si catapulta con un bel cambio di marcia Bidunelli di Barbagia, sospinto a braccia e frusta da Gavino Sanna. L'allievo di Fabrizio Pina riesce a tenere a bada il rimontante Bacci Galuppo, finita al secondo posto ma poi retrocesso al quarto, reo di aver danneggiato nel tratto ultimo Bontassarda. Di fatto Bataclan si ritrova al secondo e Bontassarda al terzo posto. Per Bidunelli di Barbagia, dall'indagato Olga di Gavoi arriva il secondo successo in carriera, mentre per la scuderia Mereu si tratta della quinta vittoria stagionale. A fine gara le impressioni di Gavino Sanna. Gavino Sanna, doppio di giornata, Bidunelli di Barbagia, un sacco di fango in faccia. Dai, oggi il tempo purtroppo all'ultimo non ci ha portato tanto bene. Raccontaci la corsa. Ma dai, è un cavallo che aveva vinto a Chilivani, l'ultima volta ha fatto il Gran Premio, ma non so come mai secondo me non è andato come aveva dimostrato. Oggi diciamo ha ripetuto la prestazione di Chilivani, a me è piaciuto, il terreno non è neanche sul gradimento, però è stato un bel ritmo di corsa, mi sono fatto portare, ho aspettato addirittura. Sì, una vittoria che vale tanto soprattutto per la tattica di corsa, perché erano belli spediti davanti. Sì, andavano bene, per essere nel podiale andavano. Sì, complimenti Gavino. Grazie.